Buonasera, buonasera. Buonasera. C'è sempre il solito giochetto in questo microfono. Sì, oggi così c'è questo giochino. Ciao Dario Fazio. Buonasera, buonasera. Io voglio dare il benvenuto subito ai nostri ospiti perché non siamo soli, così dopo chiacchieriamo. Loris Rapisarda, buonasera tesoro. Stasera ci abbiamo anche... Buonasera. E abbiamo una new entry con noi stasera. Abbiamo a Simone. Ciao Buonasera. Simone, benvenuto. Ragazzi, devo fare una cosa. Vediamo. Allora, devo Buonasera fare... a tutto lo staff di Bella Radio. Ecco, tieni Milena, guarda che faccio, te acchiappa, ecco. Devi sapere, mio caro Dario, che in tutte le puntate ho preso un vizio, ovvero TikTok. TikTok. Noi adesso andremo anche in diretta sulla pagina TikTok di Bella Radio. Addirittura? Sì, quindi devo impostare un po' il tutto ed è per questo che passo i telefoni, ok? E fai bene, questa cosa mi piace. Così M'hai visto? saremo anche in diretta sulla pagina TikTok, che è molto molto seguita. E noi diamo la buona serata e soprattutto il buon martedì. Iniziamo con questa nuova puntata all'insegna della buona musica e all'insegna del divertimento e annunciamo anche una cosa bellissima che ancora io non ho detto, ma volevo farlo con voi qui, che giorno 3 di settembre 3 di settembre. noi abbiamo una serata insieme ad un artista che è sempre stato qui con te, con sì. noi anzi, ha sempre partecipato alle puntate di Dario, di Loris e questa volta di solito è lui che viene qui, questa volta andremo noi da lui e saremo anche in diretta su Bella Radio, tutta la serata sarà trasmessa in diretta su Bella Radio, saremo esattamente ad Enna. Ad Enna, perfetto. Da Galen, al quale mandiamo un bacio Ciao, grandissimo. Galen. Ciao Galen, il 3 di settembre abbiamo anche questa bella seratina fuori. Ok. Giusto ragazzi? Che figa questa cosa. Come stai Dario? Io sto bene. Io sto bene. Possiamo annunciare una Stasera ho cosa? Simone che è il mio compagno di viaggio. Come stai Simone? Noi non Tutto ci ok. vediamo da un po'. 5 mesi all'incirca. Ecco, so che è uscita anche una novità. Sì. Dopo ne parliamo insieme. Comunque E Loris è sempre il mio compagno di viaggio. Loris perciò quindi non c'è ormai- bisogno no. che lo dico. lui non è il compagno di viaggio, è parte integrante. È anche il mio compagno di viaggio. Parte integrante. Guarda, sta Lupen facendo anche, Segore. guarda, anche più lungo di me si sta L'ho capito, facendo. ma lui sta crescendo benissimo. Comunque, io come sempre voglio ricordare a tutti che siamo anche in diretta Facebook e quindi dopo andremo a leggere quelli che sono i messaggini, i salutini, perché oggi saremo solo noi, quindi abbiamo più tempo Quindi per se ci cantare. arriviamo, prendiamo anche qualche telefonata in diretta. Ma ce la facciamo. Allora, Sonny, fai apparire il numero in sovraimpressione perché questa sera abbiamo l'opportunità anche di chiacchierare insieme, quindi dopo prenderemo le telefonate 095 87 39 658 e tu prendila fuori e così liberiamo. Dobbiamo dare il benvenuto ad un nuovo sponsor. New Real Tenda, benvenuto. Di Gianluca Musumeci, In via del Rotolo 212. via... Non è via del Rotolo. Non è forse. via del Rotolo. Via Don Bosco, Via del 212. Bosco, scusatemi. Catania, ovviamente. Lui fa tante cose, tende, zanzariere, quindi se ci andate sotto il nome di Dario Fazio avrete sempre il solito sconto del 10%. Quindi cosa aspettate ragazzi? Usufruitene dello sconto del nostro Dario. Voglio fare un'altra cosa, voglio salutare la mia nonna che mi ha chiamato e ci sta guardando, quindi mando un bacio grande Nonna alla Rosa. nonna. Nonna Rosa! Nonna Rosa, io Nonna Rosa! non dimentico il tuo nome, hai visto? Bella nonna! Un saluto anche da parte nostra. Allora ragazzi, siamo pronti per aprire ufficialmente questa nuova Sì, puntata? siamo pronti. Simone, Prima posso fare un saluto io? certo. Tanto sei con tutto noi quello tutta che la vuoi. serata, quindi puoi parlare, Tutto quello che vuoi, inserisciti Lupe, mentre Che noi sicuramente chiacchieriamo. ci stanno ascoltando. Voglio Certo. salutare a Orazio Taglia, detto Orazio Zappalà, Orazio, e Santo Zappalà. E Santo Zappalà. E tutta la macelleria di Ciardello. che dopo venga a mangiare, ragazzi. Parlando della macelleria Licciardello, Che si mangia buono, quindi dopo si mangio. mangiano bene di più. Cioè, lì trovate, lo so perché io ci sono andata e ci vado spesso, a parte tutti i preparati come li desiderate, ma poi lì c'è arrosti e mancia, E diretto. se non sbaglio, forse il diretto. giovedì c'è anche il karaoke, se non sbaglio. Certo. Hai visto? Saluto tutta la macelleria Licciardello. Va bene, noi siamo pronti, chiavi in mano? Le chiavi ce l'ho qua. Va bene, allora Quelli siamo li pronti. porto sempre le chiavi. Siamo pronti ad aprire, apriamo ufficialmente la nuova puntata
insieme. Dario, apri tu oggi. Oggi voglio fare vedere, Simone, sai perché? Perché ha la Passagli le chiavi. novità, Passagli le chiavi. ha la novità di un brano nuovo Lo so. e lo voglio fare ascoltare subito. Quando è uscito, Simo? Qualche Settimana. settimana? Quindi è fresco fresco ancora. Quindi lo possiamo presentare ufficialmente anche noi qui su Bella? Dimmi. Un attimo. L'autore della canzone è Gianni Versosi. L'ho Sì. registrato. Sei scarico, prendi quel microfono. Sì. Adesso cambiamo le Siamo? battute. Sì, vai. Dicevi, l'autore del brano è Gianni Vezzosi. Gianni Versosi l'ho registrato sulla Blue Music di Nomacchi. Salutiamo tutti. Arrangiatore è Mario Parise Sì. e Sazza è Giuseppe Platania. Perfetto. E noi siamo pronti ad iniziare ufficialmente con Simone. No, lo volevo No, far mi dire. sembrava che avevo il microfono scarico, No, per questo non parlavo. vai e non Mi va. associo ai suoi saluti. Anch'io. Andiamo, Bella! Giuro non potevo mai pensare che nella vita potevo incontrare una femmina che mi faceva innamorare. Così bella che tu dica fa, tu mi stai facendo divoziare. Hai sbagliato, saggio sì, ma non ti voglio perdere. Si diversa, si faceva amore. Io ti giuro quasi nata cosa. Come è brutto quando cuore sa amore per te vado. Bella ma tu sei più bella e tutto quanto è femmina. Bella ma tu sei più bella ma ci ama nascosto. Bella come un Mario, sole e luminione stelle. Bella pure se non si tua mamma e gli sti figlia. Bella se canale dopo ci si da vista incontrato prima. Noi non fossimo tua madre senza paura niente. Soltanto riusciamo a capire, e se invece non ne sappiamo fare, si capace a farmi tremare quando facciamo amore. Tu sei quello che voleva a me, tu sei nata parte me, tu giuro non dico bugie, quando dico che sei bella ma tu sai più bella e tutto quanto è femmina. Bella ma tu sai più bella ma ci ama nascondere. Bella come Mario, sole e luminione stelle. Bella pure se non si tua mamma e gli sti figli. Bella se canale dolce si da messa incontrato prima. Noi non fossimo tua amanti senza paura niente. Vieni che fatta accarezzare, vieni che ti vogliate. Non ne sento desiderio come senti tu per me. Simone Licciardello, bravo Simo. Un bellissimo brano, Bellissimo. molto orecchiabile. Tra Grazie, l'altro grazie. è C'è la penna di Gianni. Poi con Simone io un pomeriggio ho avuto il piacere di stare insieme quando è uscito il primo brano, ci siamo fatti una bella chiacchierata, mi ha raccontato quella che è stata la sua vita, la nascita del primo brano. Questa è molto bella, però quella è una canzone diversa, sentita, che biografia rappresenta quello che è Simone e tutto quello che ha passato. Bravo Simone, sono contenta soprattutto che non ti sei fermato perché hai una bella Non mi voce. fermerò mai. Bravo, visto Dario? Noi abbiamo bisogno Va di bene. sentire questo. Va bene. Certo
certo che fa alla bene. grande. E ti dico una cosa, io a 13 anni che canto, 13 anni di critiche, ma sogno sempre più forte di prima. Ma sempre Bravo. che così, le persone, ciò che fai, ciò che non fai, hanno sempre di criticare. Poi Sempre, fai ma bene, nella niente ci vita, fa. nella quotidianità, a prescindere dalla musica, a prescindere da tutto, c'è sempre chi criticherà. Anche se dovremmo imparare a non fare questo, perché bisogna pensare che ogni persona ha un suo vissuto e possibilmente ha dei problemi, tutti siamo pieni di problemi, dovremmo darci la forza l'uno con gli altri invece di criticarci. La vita è bella e una e godiamocela con il Dovrebbe essere sorriso. così, ma non è così. Allora, sentite, faccio i complimenti. Voglio Ma tu lo sai ringraziare che- un altro spot. Mi anticipa, me ne vado. Sei telepatico, tu Me ne sei vado. telepatico. Te lo dico. Dillo. Domani ho un completo pronto. Mamma mia. Vine, ma che Domani te lo passi faccio di vedere su nuovo? TikTok. A che passi di nuovo? Domani. Ecco, lo salutiamo? Dove devo andare domani? Vediamo. Te lo dico io dove Sì. devi andare, la risposta è solo una. Solo là puoi andare. Dove? Che non lo so. Dove? Te lo dico io. Ora lo New vedi. Style Outlet. Del mio grande amico fraterno Umberto. Via Vittorio Emanuele. hai visto? Già sa tutto. 625. Certo che lo so. Tutto a partire da casa. 10 euro. Domani so Umberto, lui è in diretta, mi sta ascoltando. Umberto, devo Mi ha venire chiamato pure io. poc'anzi e mi ha detto Dario, domani scendi che hai un completo pronto. Cosa Acchiappa. voglio più di questo? Acchiappa da tutti i lati. Cosa Dario. vuoi più di questo? Te lo dico io cosa Io voglio. mando a salutare anche suo papà Rosario e sua mamma. Vuoi sapere cosa voglio? Cosa? Un 10%. Non è se ci vai ti fate il 20. Così ti ha detto. No. Ah sì. A me il 10 e te il 20. Ah, bene. Comunque vi do un consiglio. Sei più fortunata. Voi andateci, ditegli che vi manda Dario, il 10% ve lo fa a prescindere. Ma sai che ti dico? Che ci stanno andando davvero. Ci mancava. E io ne sono contento. Siamo perché ci guardano e sono felici. E allora? quando si parla di sconti, che già si trovano le cose a prezzi bassi, e c'hai un ulteriore sconto, siamo ancora più felici. Quindi domani è un completo. Hai visto? È Per martedì prossimo. Bravo. Voi lo voglio vedere. Martedì lo voglio vedere. però. Certo. Verrai Ci puoi venire martedì? anche domani insieme a me? Al compleanno? No, Ah, ok. da Umberto. Cantiamo così Ok, dopo prendiamo allora, qualche telefonata. cantiamo. Facciamo cantare Loris, che oggi... Loris, allora, buonasera. Noi siamo stati insieme venerdì. Sì. Loris è stato insieme a me, abbiamo avuto una fantastica serata. Sì. È stato Con Nando De Marco. Esatto, è stato ospite proprio nella serata di Nando De Marco. Come sempre si è esibito in modo fantastico. E salutiamo il chiosco Bad Boys. Sì. Cosa cantiamo? Come apriamo stasera? Mi fai perdere la testa. Ragazzi, questo è il brano che ci fa bailar. Siete pronti? Andiamo con Loris. Ma quanto caldo che fa, non si respira, a scuola è fornuto già, non hai più scuse, scendo dove venga via, che voglio stare con te, amore, ma sento sta
fai perdere la testa il nostro Loris, bravissimo. Dove l'hai lasciato il microfono? Qui ce l'ho. Ah, sì, ma ce l'hai tu. È una bellissima canzone questa. Bravo, Loris è bravissimo, Grazie. bravissimo. Oggi me la fai ascoltare? Sì, Capito di cosa sto parlando? Sì. Di cosa sto parlando? l'ultima canzone che è uscita. Ma capito tutto, bravo. Dopo la cantiamo e la balliamo, anche perché quella si balla. Allora, Dario, sai che ti dico? Posso cantare? Me ne vo'. Grazie. Lo lascio qua. Tanto Allora, tu sei il padrone di casa. Per me ci pensa sempre Sonny. Cosa mettiamo? Va bene, fai tu. Com'è bella pensare che un figlio mi aspetta a casa. Caderà un pace, un abbraccio e ti chiama papà. La moglie che aspetta in tuo letto per mi stringere più forte. Non è mai tradito mai con nessuno, ci tiene a st'amore. Noi siamo uniti, bene o male. Ogni minuto è stanco, voglio a te. Come sono bella stimate, ma com'è bella sto figlio che tenemmi a te. Quando tu mi chiami amore, mi sento non mi impone tanto vicino a te, per sempre a te. Come tu sia assai impone tanto, tu sia leggina e sto cuore che regna st'amore. Tu senti già pietà a me, e che stasera con te io mi sto a cantare sta canzone d'amore. Niente mondo che potesse mai lasciare. Con me tu sei una stella, caso io posso volevo sempre te. Siccome solo la notte e mattina volesse pure. Siccome solo che tutta mattina volesse pure. Si può l'aria che a me mi piace respirare. E si può l'aria che tutta mattina mi piace respirare. Noi siamo uniti, bene o male. Ogni minuto è stanco, voglio a te. Come sono bella stimate, ma com'è bella sto figlio che tenemmi a te. Quando tu mi chiami amore, mi sento non mi impone tanto vicino a te, per sempre a te. Come tu sia assai impone tanto, tu sia leggina e sto cuore che regna st'amore. Tu senti già pietà a me, e che stasera con te io mi sto a cantare sta canzone d'amore. Niente mondo che potesse mai lasciare. Con me tu sei una stella, caso io posso volevo sempre a te. Potesse mai lasciare. Con me tu sei una stella, caso io posso volevo sempre a te. Per tutti gli innamorati. Questo per tutti gli brano innamorati. è troppo bello, ma veramente, veramente bello. Sai che devi fare adesso? Guarda, Sì, io so mi che siedo devo qua, fare. fallo tu. Lo vuoi detto cosa si fa? Dimmelo, vediamo. Andiamo in pubblicità. A dopo ragazzi. Spot.
Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una carrellata di musica. Puoi ascoltare e guardare senza interruzioni. Portaci sempre con te. Seguirci in tutti i nostri canali, scriverci, consultare il nostro palinsesto, salvare i tuoi brani preferiti e molto altro. Da ovunque ti trovi. Cosa aspetti? Entra anche tu nel mondo di Bella Radio. Disponibile per tutti i dispositivi. Siamo tornati! Siamo di nuovo qua. Già, e io voglio Simone. E qua, insieme a noi. Simone, prima abbiamo parlato del brano con la quale ti sei presentato. Quindi ci vuole stasera, che ne dici? Non male che ci vuole. Facciamo un saluto io e tu insieme? A Tony D'Antoni. Lo salutiamo, certo. Salutiamo a Tony. Un Ciao bacio. Tony, anche da parte Sicuramente ci nostra. sta guardando. Da parte mia e da parte di Loris. Mandiamo un bacio a Tony Voglio D'Antoni. ringraziare solo le persone che quando ho avuto l'incidente io, sono state a fianco alla mia famiglia, a fianco a me. Certo. Che pregavano che io passavo quella notte. Certo che sì, ed è proprio il brano con la quale ti sei presentato che descrive la tua storia, biografia, sì. Esatto, quello che andrai a cantare ora. Certo. Ricordiamo il titolo? Un guerriera. Lo voglio ascoltare, sono curioso. Simone. E quando passa un istante, iaro più lontano che niente, che sta vita può cagnare senza cadere conto. Forse hai già sbagliato qualcosa, ma Dio mi ha dato un'occasione. Ma guarda in faccia sta vita e mo saccio chi sogni. Mo so forte, sono tornato, non mi metto paura nessuno, sta vita è più niente non può fare. Tutto male è passato e mo tempo su sono cantato. Mo so forte, non guerriero, a così che sta gente mi chiama, in alto voglio arrivare. E quando mi sono uscita che sta vita mi è cagnata, tutti i sogni voglio realizzare. Linda notte nata preghiera, mi faccio segno da croce, guarda e spito chi sto mondo, perché mo ce la posso fare. Mo so forte, sono tornato, non mi metto paura nessuno, sta vita è più niente non può fare. Tutto male è passato e mo tempo su sono cantato. Mo so forte, non guerriero, a così che sta gente mi chiama, in alto voglio arrivare. E quando mi sono uscita che sta vita mi è cagnata, tutti i sogni voglio realizzare. Non guerriero, a così che sta gente mi chiama, in alto voglio arrivare. E quando mi sono uscita che sta vita mi è cagnata, tutti i sogni voglio realizzare. E quando mi sono uscitato, che niente mi fa paura, forse Dio mi ha voluto un'occasione. E mo voglio realizzare tutti i sogni miei, perché mo sono forte, sono un guerriero. Bellissimo brano, Simone, davvero bello. Hai sentito, bella- Dario? Una bella canzone. Molto bello perché descrive Oltretutto, per la sua storia che ha avuto, è una canzone molto
Molto toccante pure. Esatto, quando una canzone viene scritta e cantata per un determinato motivo e da chi ha vissuto quella cosa ha sicuramente un significato ancora Ma sai, più grande. anche da esterno Arriva diversamente. ti metti nei suoi panni, senti la Esatto. canzone. Non è la stessa cosa che tu lo... Certo, io parlo di canzone. Però la trasmetti perfettamente. Però si è tornato più forte prima. Esatto, un E questa è la guerriero. cosa bella della vita. Senti, sai E che allora? fai? Oggi voglio che lo chiami tu a Loris adesso. Lo chiamo io? Sì, voglio- Loris da Bisarda, vieni qua insieme a me. Dai, chiedigli cosa deve cantare. Cosa ci fai ascoltare questa sera? L'ultima canzone. Quindi, sei contenta, Miri Milani? E io stavo aspettando. E allora anche il nostro pubblico è contento. Ricordiamo come si intitola. Tu mi hai cagnato la vita. Diciamolo tu mi hai sempre. cagnato a vita. Ballate, Quindi, preparatevi. Loris da Bisarda per voi. Tu mi hai cagnato la vita, non può credere quando t'ho incontrato, ma che combinato, ancora le capito, carità lite, sto caro mi rubato. Aggiungo coppa che la festina, niente tu mi si piaciuto, parevo tutto difficile, io ti guardavo, a speranza che facevo pure tu e mi avvicinavo, ci tentavo per inutile, ma all'improvviso e girate e mi guardate poi mi fate un sorriso e io paradiso insieme a te mo sto toccando si ci penso tengo il brivido oggi combinato tu mi hai cagnato la vita non può credere quando t'ho incontrato ma oggi combinato ancora le capito carità niente sto caro ti rubato ti porto insieme a me io non posso stare ma tu basta che sto insieme a te non voglio niente più perché se tu mi stai vicino sto buono con me tu sei l'amore ma di combinato ed io sono malato tu sei trasuto e ho cuore ti pigliato sono innamorato sono troppo innamorato io sono pazza di te e sono geloso se mi dice che tu scende ti compagna in sta casa voglio che ritorni subito perché ci credo che insieme con te posso suonare una vita intera e saremo indivisibili e in un futuro insieme a te già sto pensando di portarsi in coppa a luna a nessuno ci può fare nessuno può distruggere st'amore ma di combinato tu mi hai cagnato la vita non può credere quando t'ho incontrato ma di combinato ancora le capito carità niente sto caro ti rubato ti porto insieme a me io non posso stare ma tu basta che sto insieme a te non voglio niente più perché se tu mi stai vicino sto buono con me tu sei l'amore ma di combinato ed io sono malato tu sei trasuto e ho cuore ti pigliato sono innamorato sono troppo innamorato io sono pazza di te oggi combinato tu mi hai cagnato la vita non può credere quando t'ho incontrato ma oggi combinato ancora le capito carità niente sto caro ti rubato ti porto insieme a me io non posso stare ma tu basta che sto insieme a te non voglio niente più perché se tu mi stai vicino sto buono con me tu sei l'amore ma di combinato ed io sono malato tu sei trasuto e ho cuore ti pigliato sono innamorato sono troppo innamorato io sono pazza di te Oh, ma che combinato, sto cuore da pigliato, quanto mi piace, bravo Loris. La sai a chi la dedichiamo? Alla tua nonna Sì. questa. Gli mandiamo un bacio grande a lei insieme al nonno Sì. e anche a Michelle E anche mio nipote. e anche a tua mamma e tuo papà. Sì. A tutti. Vai, bella, fatto, detto. Anche allo zio Salvo, va.
Che ne dici? Sì. Dai, la dedichiamo anche a lui. Allora. Senti, facciamo una cosa, presentalo tu, eh? Dillo, adesso. Mi presenta a me. Tu. Diglielo. Mi presenti, Allora, mi presenti. adesso vi lasciamo con il prossimo artista. Adesso vi lasciamo con il prossimo artista, Dario Fazio. Qua sono. Ragazzi, abbiamo trovato il prossimo presentatore. Allora, Dario, che ne pensi? Io ne penso che per me ci pensa sempre Sonny. Vediamo che canzone è. Manda. Ma non possiamo scegliere niente. Oh, ma chi se l'aspettava? Il mio cavallo di battaglia. Bella lei! Tanto tempo per capire se insieme si vuole stare, però non ne ha tornato. Vai corre va, ti sto aspettando. Venite tutte non tornare, se vostre foto può bruciare, non fanno parte di me, ma piacere. Sta con me, ma chi se l'aspettava era il più grande amico mio. Io confidavo tutte cose e ci parlavo pure te. Proprio non mi aspettavo che all'indoglietto te lo trovavo e poi stringevo forte proprio, oh ma stringi a me. Ma dimmi quanto può durare, che storia pazza e chissà che, proprio con lui non mi va, me pugnalato, senza pietà. E se mia figlia piangerà, quando è più grande mi dirà, papà con sta mamma, vedrai qualcosa, mi infetterò. Ma chi se l'aspettava era il più grande amico mio. Io confidavo tutte cose e ci parlavo pure te. Proprio non mi aspettavo che all'indoglietto te lo trovavo e poi stringevo forte proprio, oh ma stringi a me. Io confidavo tutte cose e ci parlavo pure te. Proprio non mi aspettavo che all'indoglietto te lo trovavo e poi stringevo forte proprio, oh ma stringi a me. Sì, ma chi se l'aspettava? Questa canzone, vi giuro, la cantiamo dai tempi, ma è sempre Anno bellissima. 2013. Me la ricordo troppo bene ed è sempre bellissima e mi diverto, anche se la canzone in realtà è un po' una tragedia, però mi diverto a cantarla. È molto movimentata, È però. Orecchiabile, esatto, orecchiabile. è molto orecchiabile, che poi in realtà, poverello, è cornuto, però noi la cantiamo felici, ma chi se lo aspetta? Com'è? Cornuto. Fai ingiusto però. Perché canta magari la canzone. Esatto, consapevole di questo, però è divertente, è bella, mi piace. E allora, io svelo una cosa, c'è Vediamo. breve una canzone dedicata Ok. al mio grande sponsor Umberto. Oh, New Style Outlet. Sì, Oh, mi ha chiamato e vuole questo piacere. E quando? Dopo Quando? l'estate? Guarda, l'autore sarà Davide Rezzi, che già ci siamo Salutiamo. sentiti. Prossima settimana diamo la canzone e poi prossima ancora si registra. Bene. Ora non parliamo più, silenzio. Ma possiamo dire solo una cosa? Certo. Che forse ad agosto, anche se stiamo in ferie,
Siamo qui? Vedremo, ve lo faremo sapere, ve lo faremo sapere. Allora, Simone, sei tornato? Per te, amico mio. La canzone per Umberto? Ti svelo il titolo, per te, amico mio. Bellissimo, New Style Outlet, ancora un bacione, grande. Bello questo titolo, mi piace, bello. Allora, Simo, abbiamo un altro brano da fare, quindi direi che è arrivato il momento di proporlo. Muoro d'amore. Muoro d'amore. Questa qua è un'altra canzone, autore sempre Gianni Vezzosi, perché le poesie che fa Gianni Vezzosi per me. Stai parlando con delle persone in questo momento che adorano e vogliono un sacco di bene a Vezzosi, quindi non possiamo che acconsentire. Esatto, lo salutiamo anche noi. Io vorrei fare un saluto prima per la canzone di prima che non sono arrivata a dirlo, è Davide Rezzi che è l'autore della canzone di Guerriero, a Salvo Tucci, la Digital Sound, la salutiamo, e Neo Vivo. Oh, certo, Carmelo Privitera. Mi associo ai tuoi saluti. Cosa vuoi cantare? Adesso stavi dicendo il brano che questo anche l'ha scritto? Vezzosi, ok? Lo possiamo presentare? Certo. Siamo pronti? Simone Licciardello, per voi. Non tengo forse manco respira, sto male se non mi stai vicino, come mi manca. Amore, amore, non mangio lo scino più la casa, tu invece scino insieme compagna, ti si scusate quando riceva, ti amo tanto. Passo insieme giornati, non ci faccio, te voglio ancora. Amore, io non tu non cagni sto cuore, non devo forse manco respira, sto male se non mi stai vicino, come mi manca. Quanto riceva, ti amo tanto, e non sono cucina.
Licciardello. Bravo. Sono contenta, Dario, quando inviti degli ospiti così, perché Simo è molto bravo, merita, e sono contenta che questa sera l'hai Ma portato. ci sarà tante volte. Questa è la nostra prima volta insieme perché sinceramente ci siamo conosciuti con Simone proprio oggi. Ah, Hai sì? visto che bello? Sì. Proprio oggi insieme a me nel programma. Guarda, Dario è una perla di ragazzo, te lo Ma l'ho- assicuro. l'ho È notato, un l'ho pezzo notato di proprio. pane, è proprio buono di cuore e come persona. Sono un pezzo di pane. e infatti muovono mangiare dopo. Però Però te lo dico di cuore. è mi molto possono umile. mangiare, ma non mi possono aghiottere. Ecco, che fai? Ci resti su groppone anche tu. Però no, è vero, Dario è veramente un ragazzo del cuore buono e anche Simo lo è. Senti Simo, tu vuoi fare Grazie qualche, Sonny, ti voglio bene sempre, qualche lo sai. salutino in particolare? O li vuoi fare dopo? Dopo. Va bene, dai. Voglio dire solo una cosa. Certo. Che a breve, non so, non dico quanto, Non lo dobbiamo Data dire. da destinarsi ancora. Ecco, data da destinare, sto uscendo l'album, come te già avevamo il annunciato. disco. Ma Manca poche canzoni, mancano o una o due canzoni. benissimo, Ci siamo quindi quasi, ci siamo preparatevi quasi. perché con Simone Licciardello ci sarà l'album. E nel finalmente. frattempo te lo Disco. dico io, sto preparando anche una scena spettacolo. Ah! Lo anticipo, so qualcosa già. Tenetevi pronti perché c'è una bella scena spettacolo in previsione. Bravo Simo, bravo, sono contenta. Grazie. Dopo facciamo i salutini. Loris! Lo chiamo io, Ah, vai, scusami. lo chiamo io. Vai. Loris Repisarda, vieni qua insieme a me. Deve fare una cosa. Sì. Auguri. Vediamo, Loris, cosa devi fare? Devo Tutto fare- quello che vuoi. Allora, abbiamo una cosa importante da fare. Sì. Devo fare gli auguri a Desi di Benedetto e auguri per sua figlia che è nata da poco. Auguri! Auguri anche da parte nostra. Fa anche il compleanno oggi? Sì, Quindi facciamo un augurio speciale a Daisy per il giorno del suo compleanno. sì. Allora, quale cantiamo adesso? Addosonnato. Addosonnato. A dove sono nato? Tra tutte le canzoni che Loris ha fatto, anche questa è un pochino, un po' una storia, no? Che noi, pure tutti noi siamo nati nei quartieri, siamo cresciuti nei quartieri. Certo. Quindi la possiamo vivere a 360 gradi. La cantiamo? Vai, dillo. Addosonnato. A dove sono nato? Che a me piace tanto un grande amore, lo Bellissima so. pure. A giornate sole, la torre, il caffè. Una canzone suona e già sono pronta a cantare. Non compagno motorino ma aspettano già. Prendevi così, ma non ti capo.
Riccardo Sonnato, bellissimo questo brano. Allora ragazzi, stiamo un po' qua perché siamo arrivati in chiusura, che chiuderà Dario, però siccome abbiamo ancora tempo. Grazie Sonny. Grazie Sonny. Siccome abbiamo ancora tempo, abbiamo tempo per andare su tu devi chiudere le chiavi, ce l'hai in mano. Andiamo su Facebook e nel frattempo, se volete chiacchierare con noi, adesso prenderemo anche qualche telefonata. 095, dai il numero Dario. 87 39 658. Ma che bravo! Grazie. Ma guarda Applauso, che bravo! niente? Fagli Se la... volete ha aperto Facebook, capito? Entra Applauso, là. niente? Prima di Facebook. Grazie. Prendi, va, rispondi. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Ecco, Maria da Via Grande. Maria da Via Grande, buonasera Maria. Buonasera. Sì, mi fate compagnia, ho chiamato solamente per dirvi questo. Grazie signora, noi siamo contenti. Grazie signora. Adesso l'ultimo l'unica cosa che mi dispiace è che qui purtroppo in televisione non devo portare per radio. Lo so signora, speriamo che prima o poi tutto ritorni alla normalità, però siamo contenti che nonostante tutto lei rimane con noi. Adesso Dario le dedicherà l'ultimo brano. E ci facciamo compagnia. Va bene, grazie tanto. Grazie a lei e buona serata. Sì. Buonasera. Buona serata, sì, buonasera. Arrivederci. La cosa che mi voglio ricordare a tutti, che comunque se avete internet a casa potete scaricare l'applicazione direttamente nel televisore e in questo modo riusciremo a chiacchierare. Francesco, pensaci tu che noi andiamo su Facebook, così dopo ritorniamo alle telefonate. Allora, salutiamo Stefania, Sprea Fico, si sono cancellati quasi tutti. Poi Scusate le spalle. sì, scusate le spalle. Poi salutiamo Mauro Martinucci. Santa, la signora Santa, un bacione grandissimo. Buonasera alla mia mamma. Un bacio. Piero Bonfiglio, Carla Guerra, Umberto, buonasera da New Style Outlet, ciao. Poi la signora Filippa che vuole salutare Giuseppe Ciaramitaro. E poi c'è chi vuole sapere dove arriviamo in TV al Librino. Ragazzi, adesso vi spiego tutto. Carla Guerra che ci segue da Salerno e la salutiamo. Un saluto a tutto Salerno, a tutto Librino. La signora Filippa che continua a scrivere, e poi c'è Saretta e ancora Lucia Zaccagnino, Stefania, insomma i messaggi sono tantissimi, ci sono cuoricini, Saretta che si sta divertendo vuole essere salutata. E va bene, dopo andiamo nel resto dei messaggi, Sonny, perché leggerli tutti è impossibile. Voglio anche salutare, perché ha telefonato e se non lo salutiamo sono guai, Nuccio che ci sta ascoltando, quindi salutiamo. Buonasera signor Nuccio anche da parte nostra. Salutiamo Nuccio che se vuole il tuo CD, ha detto Dario. Vuole il mio CD? Sì. Prossima settimana glielo facciamo avere. Ok, perfetto. Allora, siamo arrivati in chiusura. Posso fare dei saluti prima di Certo, cambiare? Loris, certo. Voglio salutare tutta la mia famiglia, mio nipote, mio cognato, mia sorella, mia mamma e mio papà, Dario, Simone? tutto lo staff di Bella Radio. E voglio salutare tutte le persone lontane da casa, soprattutto mio zio Salvatore Fazio e mio cugino Alberto Rivitera. E noi ci associamo a tutti i tuoi salutini. E abbiamo un altro saluto. E pure Giuseppe Lofaro. Perfetto, salutiamo anche lui. Vedo Francesco che si è distratto. Ecco, no, è lì. Aveva Francesco, preso sei distratto tu? Stasera è distratto Francesco. Sonny ha chiuso Facebook, va bene. Allora, noi dobbiamo dare un po' di ricordi. Sì, vogliamo una telefonata. Io voglio salutare la mia rispondi. Io un attimo, voglio salutare la mia dolce metà, le mie bimbe e la mia mamma. Anch'io, mando un bacio. Pronto? Dario. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Io Gaetano mi chiamo, io sono un vostro spasatore. Come si chiama? Gaetano sono. Gaetano. Buonasera. Gaetano. Da dove ci ascolti, Gaetano? Da Sant'Angelo Muchisaro. Da Sant'Angelo Muchisaro. Sant'Angelo? Muchisaro. Provincia di Agrigento? Provincia di Agrigento, perfetto. Perfetto, un bacio a tutta Agrigento. Buonasera a tutta Agrigento. Come quando c'è questo virus abito in campagna e Sì, ti ascoltiamo, ascoltaci dal telefono perché in TV l'audio arriva dopo, ok? Quindi ascoltaci dal telefono. Pensavo che c'è questo virus, mi sono a abitare in campagna e mi scorso ogni giorno. Bene. Mi scorso. E allora Gaetano adesso ti dedichiamo l'ultimo brano di Dario, ok?
Poi voglio, è pure con la cosa di quello ragazzino, di come si chiama? Di Loris? Dolores. Ti piace Loris? La prossima puntata ti farà un brano Grazie. tutto per te, va bene? Va bene. Mi Ti saluto anche a te. Grazie Gaetano, seguici tutti i martedì, ok? Anche il giorno, fino alla notte, pure mi ascolto sempre la radio, quando ci sono le CD me l'ascolto. Ci fa piacere, grazie Gaetano. Ok Gaetano, grazie dei tuoi complimenti, specialmente che hai fatto tanti complimenti a Loris. Martedì ti dedicherà un bellissimo brano, ok? Ciao Vabbè. Gaetano. Buonasera. Ciao Gaetano, grazie. Ciao. Ci Allora, arriviamo a allora. prenderne un'altra. Però vedi, siamo. Non ci arriviamo È più. bella questa cosa che ci chiamano da tutta la Sicilia. Io voglio fare tanti complimenti al direttore. Noi non avevamo capito bene Da- di dove chiamava, perché si Lui- sentiva male. Rispondi, dai, se prendiamo le Facciamo telefonate. rispondere anche a Simone. Simo, rispondi tu ora. Vai, di pronto. Pronto? Sì, pronto? Dove chiama? Buonasera. Prima chiedi come si chiama. Prima chiedi come si chiama, signora? Lo stavo dicendo. Vai, vai. Dove, Margherita, sono Mary! Margherita! Non lo fai vergognare! No, ma Simone è un pezzo della nostra famiglia, quindi lo possiamo fare con lui, giochiamo. Ora glielo puoi chiedere, da dove chiama? Vai, vai. dove chiama signora? Da Palagonia, Da Palagonia. Abbiamo tutta la Sicilia stasera. provincia di Catania. Sì, Palagonia la conosciamo bene. Aspetta. E ora noi allora dedicheremo l'ultimo brano anche alla signora Margherita, il signor Gaetano e la signora Maria. Esatto. E Le tre telefonate. Esatto. E Margherita lo vuole dedicare? Al mio Francesco! Ecco. Ok, sarà fatto. Al mio Francesco. Mary, quanto tempo tesoro, mi saluti la signora Lia. Va bene tesoro, noi ti ringraziamo per averci chiamato e ti Grazie. mandiamo un bacione. Anche io, ciao Gioia. Grazie Ciao. signora Margherita, buonasera. Ciao Buonasera. Marghe. Buonasera. Ciao. Hai visto, allora. quando si iniziano a prendere le telefonate possiamo fare una puntata di telefonate, è bellissimo. Ma perché lo faremo. sono in tanti che ci seguono da tutta la Sicilia Lo realmente, e faremo. non solo. Soprattutto che martedì Loris ha Deve una fare- dedica. Esatto, non te lo A dimenticare. Gaetano, Non te lo che ti dimenticare. aspetta. Ecco. E allora? Andiamo in chiusura, ricordiamo tutte cose, Dario, vai. Giovedì ci sarà la replica, poi ci vediamo martedì prossimo. Esatto. Quindi ragazzi, vi dato a mancare, guardate Bella Radio. Sempre. Voglio Salutiamo? Salutiamo. Vi diamo appuntamento la prossima settimana? Sì. Il telefono continua a squillare ma non c'è più tempo, lo faremo Il prossimo martedì, vi aspettiamo il prossimo martedì con le telefonate in al mio diretta. 3 facciamo buonanotte. 1, 2, 3. Buonanotte con questo brano sotto a chiovere. Se dico che sei bella, tu sei bella. Se dico che sei sola, tu sei sola. Usci per te non ne saccio dicere. Se dico che sei vita, tu sei vita. Nato per puro caso questo amore, quando ci siamo incontrati sotto chiovere, il balcone che ci arrivava, non so se mi sentivo innamorato, e sotto chiovere nascemo piano piano che st'amore, mi chiamo dare una stretta mano, mi rade nata nomma fa morire, e sotto chiovere l'acqua scende venuta, l'acqua del guardavo a te per me, ci stiamo sola. Non solo che volevo, soltanto io. Tu ci pensi mancante, ma ce ne cavo.
la vita giuro non voglio più niente. Se dico che c'è vita, tu c'è vita. Se dico che sei bella, tu sei bella. E sotto giovane nascevo piano piano di st'amore. Mi chiamo dare una stretta mano. Fa morire e sotto giovane l'acqua scende per un monacolo che guardavo a te per me che stavo sola, non solo che volevo solo tanti io. Sarà possibile che vederti ancora, marito tu rimane se lo vuoi. Possibile che vederti ancora, merito tu rimane se lo vuoi, se lo vuoi, se lo vuoi.